Bene, allora la sigla è partita, ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'appuntamento con Mixed, già pronto con noi Enzo Cattaruzzi dalla sua postazione al Presidente di Prato. Allora, innanzitutto buon pomeriggio Enzo, ben ritrovato come si dice in questi casi. Chiaramente il focus sarà nella prima parte dedicato alla composizione della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, che al momento è ancora, come si dice, tutto in alto mare, e poi chiaramente la seconda parte è dedicata al ballottaggio per quanto riguarda il comune di Udine, in programma nel fine settimana, per la precisione domenica 16 e lunedì 17 aprile. Allora, partiamo dal discorso giunta, caro Enzo. Intanto sei andato in nero, spero che tra poco tu rientri, ecco, in attesa di recuperare Enzo Cattaruzzi che momentaneamente... Eccolo qua. Eccoci qua, Enzo. Il bello della diretta e il bello delle connessioni internet. Allora, partiamo dal discorso della giunta. Allora, guarda, in queste ore tiene banco il fatto che il presidente Fedriga ha avvocato a sé la scelta di un suo assessore, dice uno è mio, perché evidentemente con il successo che ha avuto, noi possiamo dire che tra la lista Fedriga e Fratelli d'Italia c'è ancora un po' di distanza, no? Perché è chiaro che Fratelli d'Italia non rinuncerà ai tre assessori, che pare siano Anzil, Scocimarro e poi Amirante per Pordenone. Ma la Lega probabilmente dovrà fare un passo indietro per un suo eletto, perché forse punterà alla presidenza del Consiglio regionale. È chiaro che Fedriga, penso, il rebus dovrà deciderlo a casa sua, perché avendo tre eletti, ma quello che lui ci teneva di più, forse Roberti non è eletto, in qualche modo l'assessore suo probabilmente sarà Roberti, e in più dovrà mettere Bini, senz'altro, e poi bisogna vedere un momentino dove si accasa il vice governatore uscente, no? Che dovrebbe essere designato da Forza Italia. Ma io non nego che potrebbe esserci anche lui dietro, no? Qui siamo come il cantante mascherato. Quindi abbiamo l'assessore mascherato che probabilmente Federica vuole averlo a tutti i costi, perché evidentemente punterà su questo assessore che dovrà essere un punto di svolta, no? Poi c'è la Rosolén, insomma, c'è la Zilli per la Lega, insomma, ci sono molti uscenti, ma c'è anche qualche entrante, no? E gli entranti li troviamo soprattutto nella lista del presidente e nella lista dei Fratelli d'Italia. Naturalmente bisogna vedere se il presidente vorrà mantenere ancora la sanità, la delega al vice governatore uscente, oppure vuole avere un altro suo eletto, che mi pare che nella sua lista ce n'è qualcuno. Io faccio un nome. Perché praticamente da quelli che sono i rumors si vocifera appunto che Riccardi sarà assessore esterno, manterrà praticamente le deleghe della precedente giunta, l'unica differenza non farà il vicepresidente, ma resterà la sanità e per quanto riguarda poi la protezione civile, mentre l'almirante dovrebbe passare alle infrastrutture, dunque tutto quello che riguarda il trasporto sia su gomma, su rotaia e via aerea, no? Come si dice in questi casi. Come il Fratelli d'Italia appunto ad avere giustamente, io penso, la vicepresidenza del Consiglio della Giunta regionale, e si parla di un friulano, quindi potrebbe essere sicuramente Anzil, che ha avuto un successo enorme, e comunque della provincia di Udine, no? Perché Pordenone verrebbe pagato con altri sistemi. È chiaro che in questo momento Federica è impegnato molto anche nelle comunali di Udine, perché non dimentichiamo, come abbiamo sempre detto noi, che l'unplaying delle regionali deve concludersi con la vittoria di Udine, perché altrimenti sarebbe un problema, cioè la capitale del Friuli, tra virgolette, cadrebbe nelle mani della sinistra, e quindi sarebbe un vulnus anche per lui, quindi è impegnato qui. Mi pare che anche le trattative stanno andando a rilento, no? Non dimentichiamo che sia la voce del governo Meloni, comunque sia della Meloni, sicuramente tramite il ministro Ciriani avrà l'ultima parola, io penso questo sarà.
questo è una cosa. Anche se credo che la Lega rivendicherà la presidenza del Consiglio regionale, ma anche le infrastrutture, perché è chiaro che farà pandan con il vice ministro Salvini, che ci tiene molto in questa regione a fare degli scoop su delle infrastrutture importanti. No? Abbiamo visto Udine, ha promesso anche la questione dell'eliminazione del passaggio del Vele, ma poi ci sono anche altre strade, il porto di Trieste, insomma, ce n'è, insomma. Certo, c'è tanta carne al fuoco, come si dice. Esatto, Senti, per quanto riguarda invece il fronte opposto, le opposizioni, in particolare nel PD, si sta ancora lavorando, no? Anche se pare che le cose si siano chiarite per quanto riguarda il ruolo del capogruppo, no? In Consiglio regionale. Ma mi pare che insomma Martinez in pole position, no? Da quello che ho capito. Ma insomma è una bella squadra anche rigiovanita, giovane, che darà il filo da torcere. Insomma, è chiaro che l'opposizione deve riorganizzarsi, no? E la notizia della diatriba veramente potente del terzo polo, che ha un po' deluso un po' tutti, anche osservatori come noi, in sostanza io non credevo arrivassero a tanto a distruggere un po' quello che avevo in qualche modo costruito per cercare una terra di mezzo così chiamata, no? E questo farà confluire della gente che dovrà scegliere in qualche modo se entrare nel PD o se continuare in questa battaglia. E questo si riverbera, secondo me, si riverberà molto nel ballottaggio di Udine, perché è chiaro che De Toni, che è espressione del terzo polo, certo, non dovesse avere l'apporto del terzo polo perché è un po' sfiduciato, un po' perché per i picchi, un po' per tante cose, insomma, già a parte in salita l'avrebbe un po' dura, ecco, a mio modo di vedere. Ecco. Mentre Fontanini, la paura di Fontanini è l'affluenza, dall'altra parte invece è la coesione delle forze di sinistra che, come abbiamo visto ultimamente, non hanno dato un... Certo, insomma, un po' questa rottura, come hai detto tu, e apriamo già il capitolo ballottaggio Udine, praticamente potrebbe rimescolare le carte in tavola. Se De Toni in un certo senso sente profumo di vittoria, l'altro giorno sentiva il profumo di vittoria, questa spaccatura potrebbe ribaltare le carte a favore di Fontanini, no? Come hai detto tu. Certamente, perché la gente, io ho sentito qualche dibattito, anche sono partecipato a qualche riunione, dove praticamente il centrodestra dice una cosa: abbiamo il governo del centrodestra, abbiamo la regione del centrodestra, non isoliamo Udine mettendo nelle mani del centrosinistra. D'altro canto il centrosinistra dice un'altra cosa: noi vogliamo rinnovare Udine, vogliamo ripartire da Udine per riprendersi in Certo. mano la regione. Sarebbe una scalata, no? Anche dal loro punto di vista, che avrebbe anche un senso. Naturalmente io penso che i cittadini di Udine, proprio perché hanno una mentalità molto radicale, molto pragmatica, penso che pensino un po' a quello che è stato detto in campagna elettorale, benefici che devono avere. E di solito, un candidato sindaco uscente viene sempre riconfermato. Questo dico di solito. Bisogna vedere la tenuta della Lega, bisogna vedere se la Lega riverserà anche questo impegno di nuovo per Fontanini. Qui vedremo anche l'attaccamento della Lega per il candidato Fontanini, che non dimentichiamo ha dovuto correre, e naturalmente l'impegno di Federica, che a questo punto è costretto a portare un risultato positivo per non offuscare il suo grandissimo risultato. E qui Sì, abbiamo qualcosa di diverso dal solito. Ecco. Chiaro. Senti, tra l'altro il fine settimana e anche lunedì non mettono bel tempo, no? Probabilmente la gente non si muoverà dopo le bisbocce fatte nel weekend pasquale in attesa del prossimo ponte del 25 aprile, no? Dunque c'è la probabilità che rispetto magari a quello che abbiamo visto nella precedente tornata ci sia più voglia di alzarsi e andare magari a passeggiare per Udine, così già che c'è vai anche a votare, no? Io penso che tanti di loro che hanno detto libero, i miei elettori, libero, nessuno può dare un'indicazione agli elettori. Gli elettori da molto tempo sono liberi di astenersi, di votare anche a favore di un candidato o dell'altro. Non dimentichiamo che qualcuno potrebbe anche cambiare idea nel ballottaggio. Insomma, è un altro film, è tutta un'altra corsa, è tutta un'altra questione. Insomma, no? E penso che Udine ha sempre dimostrato di dare una mano a questo, all'affluenza, insomma è l'unico punto di domanda che hanno entrambi i candidati, ma Fontanini di più.
Fontanini di più, perché il centrodestra uno potrebbe dire ma tanto ha già vinto, dall'altra parte non ce la fa. Sono tutti questi punti di domanda che, diciamo così, lasciano il tempo che trovano, che si sente nei bar, che si sente dappertutto, certo. che però nessuno ha la certezza di avere in mano ancora la vittoria, perché non dimentichiamo che l'accordo che è stato fatto tra De Toni e Marchionni è un accordo tra galantuomini, tra virgolette, ma non vincola nessuno, proprio per non penalizzare gli eletti casomai del centro-sinistra. E questo sì, alla lunga non dà una bella cosa, perché tanti dicono, beh, ma insomma chissà se manterrà, chissà così, chissà cosa. Dall'altra parte il centrodestra non è riuscito a trovare l'accordo con Salmè, ma Salmè a questo punto io penso che molti elettori, pur di non vedere di nuovo la sinistra al governo, ricordando l'azione di Onsel, andranno a votare comunque. Un filo di lana ci sarà sicuramente, 7.000 voti, certo. non sono, cioè il 7% non è niente rispetto al ballottaggio. Anche perché ricordiamo si riparte comunque da zero, non è che si riparte da 0 a 0, tanto per essere chiari. Diciamo comunque che anche un voto può cambiare tutto. Diciamo che la tripla è d'obbligo, ecco. Certo, senti, mettiamo il caso, non succede ma potrebbe succedere, in caso di parità, stessi voti per entrambi, dovrebbe passare teoricamente Fontanini, no? Questo è il regolamento. Sì, il più anziano, sì, il più anziano. Sì. Sì, il più anziano penso passa. Penso che non arriveremo lì. Penso che l'altra volta si sa mai, mettiamo sempre le mani. Ha vinto, sì, è chiaro. L'altra volta ha vinto, no, per 200 euro di voti, questa volta il divario dell'uno dell'altro sarà superiore, perché altrimenti non avrebbe senso una battaglia così all'ultimo sangue, perché vediamo che si stanno muovendo parecchio. Fontanini più del solito, devo dire, Fontanini più del solito. E quindi, insomma, qualcuno dice tra l'altro che le ultime assenze di Fontanini dovute all'influenza, come si dice, potrebbero portargli il miglior risultato, perché qualcuno ha detto, parla poco, meno si vede, e forse probabilmente potrebbe giocare a suo favore questa cosa nel contesto poi della 2 giorni all'interno delle urne, no? Ma io credo più che la sua assenza, che è dovuta a un'influenza, mi pare anche abbastanza pesante, quindi facciamo il migliore augurio a Fontanini. Beh, già tornato, è stata la presenza di Federica e di Salvini, che in qualche modo hanno rincuorato le truppe e hanno detto: noi di Udine vogliamo fare una città ancora più bella. Questo è il messaggio, no? Dall'altra parte invece De Toni si è appellato un po' al suo carisma, al suo stile di cattedratico, di rettore, eccetera, dove in qualche modo le sue esperienze hanno una visione di un certo tipo, ma io penso che appunto penserà bene l'elettorato di votare secondo una parte o di andare controcorrente. Andare controcorrente ci sono dei rischi, come ci sono dei rischi anche di appiattirsi sulla fase regionale, perché non dimentichiamo che Udine rivendica un suo ruolo verso Trieste, perché si dice ma non è vero, ma no, non è vero proprio niente. Udine vuole avere uno spazio, vuole tornare a contare come veramente un punto di riferimento per la regione, e la nuova classe dirigente potrebbe nascere adesso, potrebbe, dico. Sia da una parte che dall'altra, sicuramente, esatto. come hai detto tu. Bene, Enzo, io direi possiamo chiudere qui questo appuntamento odierno con Mixed. Noi ci risentiremo chiaramente lunedì per fare il punto della situazione per quanto riguarda il ballottaggio. Presumo che se le urne chiudono alle 15, alle 16:30 al massimo dovremmo già sapere chi è il sindaco di Udine. Ecco, dunque direi che ci possiamo vedere magari direttamente, ci troveremo con te direttamente a Palazzo d'Aronco per sentire un po' e fare magari anche con altre persone un po' un commento su questa tornata elettorale. Congratularsi con chi ha vinto, va bene. Chiaro. Bene, grazie a Enzo Cattaruzzi, grazie a voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. Non resta che mandare la sigla, salutarvi e darvi appuntamento come sempre quotidianamente per quanto riguarda le iniziative legate a Friuli TV con i suoi speciali, ma soprattutto la cronaca che verrà aggiornata nel corso del pomeriggio qualora insomma ci fosse la necessità di ulteriormente, come si dice, di aggiornamenti. Grazie per la visione all'ascolto, buon weekend a tutti, alla prossima.